Si è svolta a Caorle la 15ª edizione di Nuotiamo Insieme 2015, l'ormai classico appuntamento estivo con il nuoto di fondo e mezzo fondo in acque libere. Con oltre 800 presenze, la 2 giorni di Caorle ha visto nuotatori di ogni età e categoria sfidarsi in ben 7 diverse gare. Si è iniziato la mattina di sabato 18 con la gara dei 5.000 metri, riservata ai nuotatori agonisti e master, seguita dai 1.500 e 600 metri, aperta agli atleti disabili tesserati FINP, FISDIR Special Olympics e ai nuotatori propaganda ed esordienti FIN. È stata una gara a partenza abbastanza veloce, ovviamente, per cercare di separarsi dal gruppo molto numeroso iniziale. E poi il primo giro è stato un giro abbastanza lento, poiché di solito in queste gare si accelera verso la parte finale della gara, e poi l'ultimo tratto, l'ultimo chilometro, io e Stocchino abbiamo accelerato sempre più fino ad arrivare allo sprint, dove l'ho spuntata io di qualche secondo, di circa 3 secondi. E il primo giro è stato molto lento, l'ho trovato molto lento, infatti eravamo tutti insieme col gruppo anche di maschi più forti. Poi il secondo giro hanno aumentato e i due gruppi si sono distanziati ancora di più. Infatti c'erano i primi 3, poi 100 metri, e poi c'eravamo in altri 3 e gli altri un po' più indietro. Nel pomeriggio si è svolta la gara dei 3.000 metri, valida anche come prova ufficiale per il campionato italiano della Federazione Nuoto Paralimpico, con 17 nuotatori che hanno gareggiato insieme agli atleti FIN. Domenica 19 si è svolta la gara di fondo dei 10.000 metri, che ha chiuso l'edizione 2015 del circuito Alto Adriatico di nuoto di fondo, che ha visto gareggiare gli atleti anche a Chioggia e Monfalcone. Mentre nel pomeriggio, per il secondo anno, ha dato spettacolo il Team Event sulla distanza di 1.500 metri, che ha visto 24 formazioni, ciascuna composta da 3 atleti, di cui obbligatoriamente una donna, che hanno nuotato ad inseguimento con partenza a cronometro di ciascuna squadra ogni minuto. Le considerazioni che dobbiamo fare a caldo sono moltissime. Primo, che abbiamo avuto una corrispondenza da parte degli atleti che è stato un qualcosa di meraviglioso, cioè avere oltre 800 presenze ci ha confortato non solo, ma ci ha inorgoglito. Questo significa che la manifestazione piace, che cerchiamo di fare il nostro meglio come struttura organizzativa, e qui vanno i complimenti non solo alla FIN, che ha supportato la cosa in un modo meraviglioso, ma tutto il gruppo di volontari che ci segue da parecchi anni. E oltre ringraziare anche le varie enti di Caorle città, partendo dal comune per arrivare alla Capitaneria di Porto, ai vigili, al comando dei carabinieri e all'Arenile, che ci sta supportando in modo stupendo. Come manifestazione ufficiale della Federazione Italiana Nuoto è diventata un emblema di autentica promozione sportiva delle discipline natatorie in acque libere, del nuotare insieme con atleti di tutte le categorie, di tutte le età, inclusi gli atleti disabili, e quindi è una testimonianza, è una promozione dello sport e del nuoto notevolissima. Per noi l'obiettivo è quello di poter anno dopo anno, così come è successo finora, far crescere l'evento non solo come numero di partecipanti, perché ormai siamo arrivati al limite della sostenibilità, ma magari inserire una programmazione anche con ulteriori differenziazioni per renderla sempre più ricca, sempre più vivace, e portare anche sempre più atleti significativi nel mondo del nuoto in acque libere nella nostra manifestazione di Caorle, che merita, proprio per lo scenario, per il contesto in cui si svolge, la piena visibilità in campo nazionale, visto che è l'evento ufficiale col maggior numero di partecipanti in Italia. Caldo, sole, divertimento e sport, ma anche tante angurie ed il sempre apprezzato scartozzo.
Tutti questi, gli ingredienti per il successo di questa 15ª edizione di Nuotiamo Insieme. Arrivederci alla prossima edizione.